Non sono mai stato bravo con le conclusioni, a maggior ragione ieri, dopo l'entusiasmo da lungo completato, non ho filmato niente, ero solo contento e sono tornato a casa dopo pranzo dai miei. Quindi oggi chiudo il video del lungo su strada di ieri, ma faccio anche l'apertura del video di oggi in mountain bike, ovviamente, come si vede. Via! Libero! Persa. Futuretta via oggi. Che sia sabato o domenica, che sia strada o mountain bike o gravel, che ci sia il sole, che sia nuvoloso, sempre vento, sempre vento, 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 è vento. Tanto Leo. Jela rovi Quake, mai.
Stretto? Riferenza sulla portella, quasi una bomba, freni, Sì. cerchi, ci sono sempre leggeri qua, quindi no prima. Questo non mi cerchi fa tanto. Sono accorto con questa. Sia in termini di peso che anche come te la guidi. Solo che vedi come tappa qui. No, non ho notato. Prova, se va su strada che proprio sì, e poi che te senti di tutto il cerchio, magari ti fletti. Ok. Buongiorno. Questo signore qua aveva appena finito di pensare di aver fatto l'Ermada quando un triestino ci ha detto che non era l'Ermada quella salita lì, non era l'Ermada. E quindi Anello Ceroglie. Anello Ceroglie. Anello Ceroglie. Anello Ceroglie, Ceroglie Anello. Comunque staccare via con 3 Siamo stati bravi perché effettivamente stiamo costeggiando il confine fra Italia e Slovenia. Belli questi sentieri. Ah, abbiamo sbagliato. Fermo. L'altra volta abbiamo sbagliato. Tom Tom. Non solo il danno di sbagliare la svolta, ma la beffa di dover tornare su in salita. A 40 km tondi con 600 circa di dislivello, 2 ore e 26. Bel giro con gli amici biker oggi. Abbiamo costeggiato un bel pezzo di confine con la Slovenia, restando sempre in Italia. Abbiamo chiuso un bel anello arrivando fino a Ceroglie, o Ceroglie, come si dice in sloveno. Figo, ci stava dopo il giro di ieri. Dopo le 4 ore in sella di ieri, la Epic mi è sembrato di restare seduto sul divano, ma veramente bene. Grande Luca per il consiglio, azzeccatissimo. Bici spettacolare, stupenda. Voglio chiudere la puntata del vlog come fanno quelli veri. Ciao!